Adriano Maggi finisce il girone dell'Italia con l'Italia a 0 punti all'ultimo posto, però questa ultima partita contro il Portogallo vi rimette in carreggiata. Sì, esatto, oggi siamo entrati con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto. Ieri appunto dovevamo rifarci appunto dalla sconfitta di ieri e penso che oggi siamo entrati in campo come una vera squadra e abbiamo rappresentato al meglio l'Italia. Ovviamente abbiamo ancora, penso, tanto da dare, domani c'è un'altra partita fondamentale e niente, quindi adesso c'è da concentrarsi su quella partita e poi andare avanti. Domani la Svizzera che Italia troverà nei quarti di finale? Sicuramente troverà un'Italia aggressiva, un'Italia con la voglia di vincere, con la mentalità di stasera e quella di lunedì sera, che penso che abbiamo dato un grande esempio di quello che è il nostro valore. Che cosa avete fatto per risollevarvi dopo la sconfitta contro la Francia? Oggi, stamattina, abbiamo parlato tutti insieme con Gigio, quindi sì, insomma, abbiamo parlato tutti insieme, ci siamo consultati su quelli che erano stati i nostri problemi di ieri e abbiamo completamente cambiato l'atteggiamento anche grazie al supporto di Gigio che ci è sempre stato vicino e quindi niente, adesso puntiamo domani a vincere, a dare tutto per continuare questo europeo. Grazie.